Sai, ha ragione quando dice che c'è un problema grave di carenza di personale medico, noi diciamo anche infermieristico. Serve intervenire, ma questo intervento secondo noi non è un intervento adeguato, perché cosa fa? Questo intervento mette 500 possibili nuovi medici nei pronti soccorsi o nelle geriatrie a gestire casi complessi senza l'adeguata formazione. La CGIL si dice d'accordo con le dichiarazioni del presidente Zaia sulla questione dei medici specializzati, che nelle ultime settimane ha scatenato non poche polemiche, ma ribadisce Giordano è la forma ad essere sbagliata. Quello che noi volevamo cos'era? Era sì investire risorse, ma investirle per far entrare più medici specializzandi e quindi avere gli specializzandi in tutto il territorio regionale, non solo nelle aziende ospedaliere, per fare in modo che lavorassero anche a Treviso, a Vicenza, a Rovigo, anche negli ospedali periferici, e costruire per loro un percorso di formazione vero. Qui si rischia invece di mandare né laureati nei pronti soccorsi, che come sappiamo sono oggi sovraffollati e gestiscono casi gravissimi, in una situazione senza formazione e senza prospettive. Non è chiaro chi avrà la responsabilità poi della gestione di questi casi, se ce l'avranno questi medici o i medici strutturati già presenti nelle strutture, perché secondo noi è bene che la Regione rifletta sull'allarme che giustamente ha lanciato e costruisca un confronto per fare in modo che si possano fare assunzioni con l'adeguata formazione e per garantire una salute di qualità a tutti i cittadini veneti.